Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto per assistere alla prima giornata del campionato di Serie 2 di futsal. Prima giornata del campionato di Serie 2 appena partita con Città di Sesto in la corte del tecnico Chico Cocco, un campione del mondo, un fenomeno. Con la maglia azzurra le ha fatte con l'Under 19, adesso il colpo di testa sotto misura. Il cambio gioco, Papù al volo, la palla che termina al lato di poco. Papù, adesso Perdighe si gira lui e c'è il gran gol di Perdighe con il destro, fa rimbalzare la sfera sul lancio con le mani di Manuel Herbie. Ancora la giocata di Renan che però questa volta non supera Davison, che va alla conclusione, la ripartenza con la giocata tentata. Un altro tunnel Renan contro il numero 9 Negro, ma la ripartenza ancora con Panucci per la Leo, ancora Panucci col sinistro, palla che termina al lato della porta difesa da Fabrizio Zanata. Sul punto di battuta di questo calcio di punizione, secondo fallo cumulativo anche per il Città di Sesto. Parte Davison, scarica per Podda, la finta di Podda, si accentra e c'è il 2-0 col gol di Michele Podda, il gol del giovane Michele Podda. 13 minuti 10 secondi ancora da giocare in questa prima frazione di gioco. 2-0 in favore della formazione ospite. Bettao si libera con il sinistro, conclusione potente di Bettao, deviata in calcio d'angolo. Ruffine, palla dentro, la palla rimane là, carambola su Herbie. Ancora Ruffine, Bettao spalla alla porta, viene pressato da Negro. Ancora Bettao dentro per Renan, la conclusione con il destro. Mura, palla dentro per Papù, ancora Papù cerca di servire Renan, si libera col sinistro, c'è la deviazione ancora di Dulcis in calcio d'angolo. La squadra, Mura mantiene il posto palla dentro per Papù, ancora Papù per Mura, c'è la conclusione, ma ancora Manuel Herbie, un super Manuel Herbie a dire di no. Città di Sesto che sta avendo comunque le occasioni, le sta creando come in questo momento. Papù arriva in ritardo sul sinistro di Asquer da pochi passi rispetto alla porta difesa da Manuel Herbie. Pallonetto lungo per Dos Santos che tenta la rovesciata, c'è l'intervento di Zanata. Dos Santos, movimento Perdighe, la finta, palla che non arriva a Podda, 2 contro 2, la ripartenza ancora della Città di Sesto con Papù col sinistro, che termina però in nulla di fatto. Riparte così il Città di Sesto, ancora Ruffine dentro per Bettao, l'aggancio, il sinistro di Bettao, si gira ancora Herbie a dire di no da Zanata. Ancora Ruffine cerca il dribbling su Sidi, adesso Renan, pallone messo fuori ancora per Papù, la conclusione di Papù, ancora Herbie rimbalzato completamente su Bettao, si gira ancora Bettao col sinistro, ancora le mani, gioca corto ancora per Negro. Dos Santos spalla alla porta, Ruffine recupera palla, ancora il Città di Sesto, la conclusione poi di Renan in scivolata. Il movimento di Asquer, palla dentro invece ancora per Renan, la conclusione deviata da Dulcis in calcio d'angolo. Ancora il doppio passo di Caupo e la conclusione, pallone che termina sul fondo, ma ancora Renan, palla deviata da Herbie, si gira, palla ribattuta, poi Papù perde il controllo col pallone, riparte Panucci, la conclusione, palla che sfiora ancora il palo, ancora per Ruffine che porta il pallone sul sinistro, poi Papù col destro, pallone che termina sul fondo. 1 contro 1 di Mura, le finte, si ferma Mura, ancora Mura col sinistro, Herbie a 2 mani, ancora Papù può scaricare per Ruffine, invece cambia ancora direzione, la palla messa in mezzo a Mura. 1 contro 1, ancora le finte di Mura contro Perri che cerca di liberare il sinistro. Lo stesso palla per il Città di Sesto. Renan, il doppio passo, le finte, poi Mura per Ruffine, pallone dentro per Papù, ancora Ruffine, la conclusione, un altro miracolo di Herbie che ci mette. Santos spalla alla porta, si gira Dos Santos, la deviazione ancora sotto misura. Renan, Ruffine di prima intenzione per Papù, si gira Papù col sinistro, la palla che sfiora ancora il palo. Negro, Panucci di prima intenzione, adesso Dos Santos alla giocata dei 3 giocatori spagnoli, ancora Dos Santos che va alla conclusione, pallone che adesso Zanata supera la linea mediana del capo, prova con la sinistro, ribattuto ancora da Herbie con i pugni, poi Bettao spalla alla porta, arrivano a rimorchio, ancora Bettao per Renan, ancora il destro.
Ancora Papù, c'è Andrea Cau, poi Renan sotto misura, ma ancora Herbie. Adesso il numero 10 Mura contro l'altro numero 10, vale a dire Davison, palla dalla parte opposta. Ancora la conclusione di Cau con la punta del piede destro. C'è il possesso palla ancora di Mura che prova a girarsi. C'è il fallo, questa volta fischiato ai danni del numero 11 Panucci, mentre viene richiamato Mura. C'è il rosso per Mura. Ancora da giocare adesso Ruffine, palla ribattuta ancora da Poda. Ruffine, calcio di punizione, Ruffine sul punto di battuta. Ruffine per Renan, il salvataggio di Dos Santos sulla linea. Ancora Ruffine per Renan e questa volta c'è il gol di Papù. C'è il gol di Papù per il 2-1 della Leonardo contro il Città di Sestu. Formazione allenata da Toni Petruso. Panucci, lo scarico ancora per Poda, la finta di Poda, prova il destro, pallone che termina al lato della porta. Ancora di Panucci, ripartenza 3 contro 1. Ancora Dos Santos, pallone dentro per Poda, la doppietta del numero 2 in maglia arancionnera per il 3-1. Ci sono 3 mancini in campo per il Città di Sestu. Adesso la conclusione. Ancora Square, palla deviata ancora da Perri, che sul secondo palo stava entrando Andrea Cau. Leggiatori, giocatori tecnicamente validi. Ancora Bettao dalla parte opposta, c'è la porta libera, Renan, traversa di Renan dalla distanza. Ancora Ruffine, palla dentro per Bettao. Poi c'è la ripartenza di Dos Santos, ripartenza a porta vuota Dos Santos, e c'è il 4-1 della Leonardo contro il Città di Sestu con la ripartenza e il gol di Dos Santos. La parte opposta per Papù, c'è Renan libero, Renan anzi la mette all'indietro, poi Poda salta il diretto avversario, va Poda tu per tu con Ruffine, Poda la piazza ma sbaglia il colpo del KO. Papù per Cau, possesso palla ancora per il Città di Sestu. Ruffine di prima intenzione a Square, la tocca questa volta piano, poi Bettao, ancora Square, ancora Ruffine con il destro, Perdighe col corpo, poi a Square, perde il contatto col pallone dalla distanza. Questa volta calcia il numero 11 Panucci e trova il gol. Poi Poda allontana Dos Santos a Square in anticipo, ma Dos Santos la mette giù come fosse una cosa facilissima. Palla tra i piedi di Panucci e termina qui la sfida tra il Città di Sestu e la Leonardo Cagliari, con la vittoria esterna clamorosa, quasi si potrebbe anche dire, della Leonardo.